Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi voglio parlare, da come avete visto nella mascherina, di invocazioni e evocazioni, perché mi sono reso conto che tramite le varie telefonate, email, chat private e anche quello che vedo online sui vari social, che molte persone non hanno ancora ben chiara la differenza fra evocazione e invocazione. La prima cosa da dire è che il più grande maestro, o almeno il più grande divulgatore di evocazioni, era ed è a tuttora Re Salomone, e quindi quando io parlo di sigilli, di pentalfe o di talismani, parlo sempre di oggetti in cui è stato evocato un genio ed è stato immesso nell'oggetto, praticamente nel sigillo o nel talismano o nel pentalfa. Ma però cosa succede? Succede che invece io vedo che ci sono molti personaggi sui social che praticamente fanno confondere un pochino le idee, nel senso che mandando energie benefiche, mandando angeli colorati, mandando quant'altro gli viene in mente la mattina, si alzano la mattina e cominciano a fare la loro campagna propagandistica, non è che mandano e basta, ma praticamente mettono in condizione chi le riceve di invocare, e la cosa è un pochettino non dico pericolosa, ma bisogna stare attenti, perché è da capire che la differenza fra invocare e evocare è importantissima, perché se Salomone, che faceva sia magia bianca che magia nera, evocava, un perché ci sarà. Noi praticamente abbiamo superato in molti social o in molti gruppi di social l'asticella, e quindi sembra che invocare sia una passeggiata, cioè questo: ti impongo le mani da lontano, ti mando le mie energie, prendi le mie energie. Ma scusate, ma se Salomone, che era Salomone, usava il cerchio magico per potersi difendere da queste entità e energie, noi andiamo sui social e ci facciamo mandare in un gruppo delle energie, angeli colorati, luce bianca e quant'altro uno gli viene in mente alla mattina per poi spacciarlo alla sera. Quindi, cari amici che mi seguite in questo video, mi raccomando, cercate di mettere bene a fuoco la differenza che c'è fra evocare, quello che faceva Re Salomone, e invocare, quello che fanno questi supereroi dei social, che praticamente questi qui fanno invocare qualsiasi cosa al personaggio un pochettino senza conoscenza di turno. Quindi quando voi entrate nei vari social e vi dicono ti mando energie, poi non vogliono entrare nei discorsi di queste tecniche orientaleggianti e nueggianti che sono nate sui social con vari nomi più disparati, che chi più ne ha più ne metta. Cosa fanno? Non evocano un bel niente, loro fanno invocare le persone e mandano le persone senza che abbiano uno schermo di protezione. Quindi magari all'inizio questa entità, questa forza che vi entra, magari sembra anche benevole, però alla distanza, cari miei, lui vuole il suo tributo, vuole il suo prezzo, cioè vuole farsi pagare, perché non c'è nulla di gratis. E quindi quando voi invocate, anche senza saperlo, praticamente vi portate a casa, in casa, dentro di voi, nella vostra casa, qualcosa che sicuramente non è interessante alla distanza. Magari all'inizio sembra che tutto va di bene, magari meglio. Quindi attenzione, cari miei, quando sentite qualcuno che vi va a invocare, vi manda energie gratis di qua, di là, vi fa sentire bene all'inizio, gratis chiaramente, perché questi signori lavorano sempre gratis, bisogna stare attenti, perché se Re Salomone, che è stato il number one a livello cosmico negli ultimi 6.000 anni, ha spiegato che bisogna evocare, non capisco perché i nuovi pifferai magici devono fare invocare o mettere le mani a livello spirituale, eterico, astrale, da distante, e praticamente impregnarvi delle loro energie, perché voi non sapete mai cosa c'è dietro questi personaggi. Io vi faccio solamente un esempio a fantasia. Anni fa ho conosciuto un tipo che
stava divulgando una tecnologia orientale, no? E mandava a fasce di luce, energia colorata di tutti i tipi che sembravano quasi un extraterrestre. Io ho testato col pendolino e ho visto che erano 2500 bovis. Beh, fatto sta che quel tipo lì dopo qualche giorno ha preso un infarto, no? È ancora vivo e non so se è in giro ancora a fare gruppi di energie sante, energie come poi le chiamava lui, orientali sempre, ma attenzione perché quel tipo lì ai tempi ne aveva infettati moltissimi con queste energie che lui diceva prendere di qua e di là. Cari amici, quindi il vostro Marietto Veneziano anche oggi vi ha dato la pillola, occhio, impariamo bene la differenza fra invocazione, che bisogna proprio stare lontano, e evocazione che si fa dentro il cerchio magico e possibilmente anche col triangolo magico per intrappolare i geni di basso livello, piano spirituale e vibrazionale. Grazie amici di avermi seguito fino a qui, se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi nel canale di Hildegarda e del Marietto Veneziano e anche di venirci a trovare nei vari social e eventualmente di andare a visitare anche il sito del capitano.altervista.org dove ci sono gratuitamente degli ebook. Grazie amici e alla prossima, ciao!